progetto La stanza dell'ascolto per famiglie, frutto della collaborazione tra Fondazione Oltre il Labirinto Onlus e il Rotary Club di Conegliano, ha ricevuto il sostegno attivo dell'amministrazione comunale, creando un importante punto di riferimento per la comunità. Situato presso la sede del Rotary Club in via Beato Ongaro 49, questo sportello offre un primo supporto psicologico gratuito ai residenti di Conegliano. La responsabilità degli incontri è affidata alla dottoressa Paola Matussi, psicologa clinica e mediatrice familiare, nonché responsabile del comitato scientifico della Fondazione Oltre il Labirinto. La sua esperienza garantisce un approccio professionale e umano, essenziale per il successo di questo progetto. Questo sportello in realtà è nato proprio per intercettare quelle persone che non riuscivano a trovare uno spazio presso le istituzioni o servizi vari sul territorio, per cui è uno sportello della famiglia, per cui è aperto a qualsiasi tipo di problematica che possa riscontrare una persona durante la sua vita. L'utenza è davvero molto variegata, abbiamo tantissimi accessi di tutti i tipi. Ultimamente, tra l'altro, ci sono anche molti giovani adulti che si rivolgono allo sportello, che è una cosa che ci fa anche così riflettere e pensare. Le tematiche sono le più diverse, possono andare dalla difficoltà del rapporto tra genitori e figli, il fatto di affrontare dei lutti, i problemi di salute, problemi di gestione di disabilità, qualsiasi tipo, insomma, di problematica. Ansia e depressione sono davvero molto presenti nel mondo attuale e a volte sono anche sottovalutati, anche perché abbiamo tantissimi strumenti, strategie per poter gestire al meglio questo tipo di situazioni ed è davvero un peccato non metterle in atto prima che le cose diventino più gravi. Sono situazioni e sono sensazioni che vanno veramente affrontate e vanno gestite al meglio con l'aiuto anche di professionisti, per cui ben vengano sportelli come questo che sono liberi, cioè l'accesso è libero, per cui chiunque si può rivolgersi e tra le altre cose una degli aspetti importanti è che questo è uno sportello totalmente gratuito. In un periodo appunto di difficoltà economica come quello che stiamo vivendo, questo davvero è qualcosa di eccezionale. Nel 2025 la stanza dell'ascolto ha visto un incremento significativo di utenti. Sono state 84 le persone che si sono rivolte a questo servizio per un totale di 320 incontri, un dato che testimonia la crescente necessità di supporto psicologico nella comunità e l'efficacia di questo progetto innovativo. Con l'aumento delle difficoltà legate al benessere mentale, iniziative come la stanza dell'ascolto si rivelano fondamentali non solo per fornire supporto immediato, ma anche per promuovere una cultura del benessere e della comunicazione aperta all'interno delle famiglie e della società.